Cari amici, care amiche, benvenuti in questo mio nuovo videomessaggio. Quest'oggi, 1 gennaio 2023, ho deciso ovviamente di fare questo discorso e spero che possa essere di incipit ovviamente per l'anno a seguire, ma soprattutto di ricapitolazione dell'anno passato, il 2022. Un anno la cui data resterà sicuramente segnata sui libri di storia futura, poiché vi sono successi infatti un'innumerevole serie di eventi, tra personaggi vecchi a cui purtroppo abbiamo detto addio, tra nuovi personaggi che sono comparsi sulla scena e ovviamente con nuovi contesti, nuovi scenari e nuove prospettive. 2022, un anno che ha visto qui in Italia ai suoi inizi la rielezione di Sergio Mattarella con il suo secondo mandato come Presidente della Repubblica Italiana. Quindi all'inizio abbiamo visto tutti la corsa per il Colle, tutti quanti possibili candidati per essere Presidenti della Repubblica Italiana. E alla fine, in questo grande mare chiamato Italia, chi altri non poteva essere candidato se non il Presidente uscente, che non voleva essere nominato di nuovo Presidente della Repubblica Italiana. Aveva detto no, io un bis non lo faccio. Alla fine l'ha fatto, poiché si diceva è il più presentabile, è il più autorevole, lui. Autorevolezza, una delle parole ovviamente del 2022. Per il Presidente della Repubblica Italiana ci serve autorevolezza. Abbiamo poi visto un'altra cosa nel 2022. Abbiamo visto il ritorno della guerra in Europa. Abbiamo sentito la campana della storia suonare a martello, forte, con note chiare, precise, scandite. Ha segnato la fine del post-storicismo in questo paese. Quella credenza, quel mito, quel modo di pensare che voleva far sì che eventi come la guerra, la violenza e tante altre nefandezze e cose miserabili dell'uomo, ma che purtroppo ci sono, fossero anacronistiche e al di fuori del mondo in cui noi oggi viviamo. Noi siamo uomini di un altro mondo, la storia, no, cos'è, quasi un mondo parallelo, il passato, ok, non esiste più, ma è un mondo parallelo che non conta, le cui cose non possono tornare, che non si ripercuote per niente su di noi. La storia era finita, secondo molti, ma a quanto pare la storia invece non è affatto finita. Si cantavano nel 2022 alcuni sopravvissuti anche alla fine della storia, ma a quanto pare la fine della storia non l'abbiamo ancora vista. La storia va avanti, è una ruota ovviamente che si muove soprattutto per mezzo del sangue, una ruota che si muove sulla dialettica, sullo scontro. Questa è anche la storia, che non guarda in faccia nessuno, nessun individuo, nessuna persona, ma va avanti, si muove in questo suo ciclo costante lungo il corso del tempo. Ma ovviamente alcuni credevano non fosse più così. E all'avvento di una nuova guerra sul territorio europeo, queste persone, addormentate in lunghi sonni poltroni o allucinati da puerili illusioni, sono rimaste sconvolte, scioccate. Questo quindi abbiamo visto nel 2022, il ritorno ovviamente della guerra, il ritorno della violenza, il ritorno di tutte queste cose che credevamo essere ormai dimenticate da bel paese anziano che siamo. Abbiamo vissuto passivamente questi eventi. Oh, è capitato, è successo, c'è la guerra. Hai visto la guerra in Ucraina? L'hai vista? È capitato, è successo, è fatto, come 2 anni prima. Oddio, la pandemia, il Covid, è arrivato, è successo, hai visto? E che facciamo? Siamo sempre succubi degli eventi. Questo quando si presentano i grandi eventi della storia, e siamo sempre succubi alle decisioni altrui, come abbiamo visto. Anche con questa parola, autorevolezza, credibilità, vincolo estero, che dobbiamo rigorosamente seguire e mantenere.
Abbiamo infatti anche visto la caduta di quello che si credeva essere il grande salvatore, il tecnocrate, il grande timoniere, colui al quale tutte le fazioni politiche o quasi si erano radunate attorno, altri chi, se non il grande Mario Draghi. Quello che sembrava essere un governo incrollabile, inaffondabile come il Titanic, anche lui è caduto. Dopotutto siamo il paese che 2000 anni fa ha anche ammazzato Giulio Cesare, quindi dovevamo aspettarcene anche cose di questo tipo. Puoi anche essere bravo quanto vuoi, ma ricordati che anche tu devi morire. E se non lo fai naturalmente te lo faranno gli altri per te. Questa è la lezione. Abbiamo visto successivamente alla caduta di Mario Draghi una cosa talvolta inaspettata, il ritorno alle urne. Questo paese è andato a votare il 25 settembre del 2022. È andato a votare, ma quelle elezioni ci hanno dimostrato una cosa in particolare. Ovviamente è uscito vincitore da quelle elezioni Fratelli d'Italia, un partito che ha avuto una maggioranza relativa e che ha presentato il primo presidente del Consiglio donna della storia, Giorgia Meloni. Ma la vera particolarità di quelle elezioni non è stata tanto questo fatto, non è stato il fatto talvolta di humor del destino che un partito erede ovviamente di Alleanza Nazionale, a sua volta del Movimento Sociale Italiano, partito fondato si sa da ex reduci repubblichini, simpatizzanti e nostalgici del ventennio fascista, sia andato al potere in Italia esattamente 100 anni dopo la marcia su Roma. Questo è l'umorismo che talvolta ha chi scrive la storia o chi ne traccia le linee guida dall'alto. Ma la cosa veramente da notare di quelle elezioni non è stata tanto la vittoria di un partito in particolare, ma è stata la scarsissima affluenza degli italiani alle urne. Quello un dato estremamente preoccupante. Si parla di, sì, repubblica democratica, i cui valori sono consolidati, rispettati, desiderati, voluti, perseguiti da tutti gli italiani, ma soprattutto un'Italia in cui tutti gli italiani credono quasi ciecamente nel dogma della democrazia. A quanto pare però un paese il cui più del 30% degli aventi diritto di voto non va alle urne è un dato molto più allarmante. Ci presenta infatti non un paese che crede nel suo sistema democratico, nel valore della democrazia, ma ci presenta invece un paese che ormai è disilluso, un paese che non crede più nella democrazia, un paese, come altri potrebbero dire, in cui la democrazia è un cadavere in putrefazione. E soprattutto con questa idea della democrazia occidentale, vista come un cadavere in putrefazione, l'Occidente intero ha dato un'immagine debole di sé al resto del mondo. Ed è stato proprio a causa di un'immagine debole che l'Italia, che l'Europa tutta e che l'Occidente nel suo insieme ha dato al resto del mondo, che certi paesi in particolare si sono sentiti ancor più legittimati a infierire su questo cadavere in putrefazione e cercare di spartire questa carcassa come si fa tra predatori. Abbiamo visto la Russia soprattutto far tanta della sua propaganda sul fatto che l'Occidente è decaduto, l'Occidente è lontano dai suoi valori, l'Occidente ormai è in un totale relativismo, ha perso completamente i suoi valori, ha perso la sua strada, la sua via, non sa più chi è, rinnega se stesso. Su questo ha giocato molto. Un Occidente quindi debole, un'Europa debole, un'Italia soprattutto, succube di tutto questo apparato che ha sopra di essa, che di conseguenza si mostra ancora più debole. E non solo la Russia parla di noi così. Parla di noi così tutta l'Asia parla così di noi. E che ci sia forse un fondo di verità, c'è anche da chiedersi. Una figura come per esempio l'appena scomparso Papa Emerito Benedetto XVI aveva sottolineato plurime volte come, secondo lui, l'Occidente stesse rinnegando completamente i suoi valori e come si stesse dimenticando la sua identità.
Questo è quello che è sembrato a un teologo, a una persona, un umanista, uno studioso estremamente colto e preparato come era Papa Benedetto XVI. E forse lui non era l'ultima delle voci in tutto questo contesto, forse era anche una voce che aveva le sue ragioni per dire ciò. Ovviamente poi, oltre la sua scomparsa, abbiamo visto la scomparsa anche di tanti altri personaggi durante quest'anno. Abbiamo visto per esempio la scomparsa della donna che molti ritenevano essere immortale, la regina Elisabetta II d'Inghilterra. Abbiamo visto la sua scomparsa, la fine del suo regno, un regno durato 70 anni. Abbiamo visto poi la scomparsa anche di Gorbaciov, l'ultimo segretario dell'Unione Sovietica, simbolo allora della caduta del grande impero sovietico, simbolo oggi a sua morte del tramonto di un uomo che per l'Occidente era visto come un eroe, poiché aveva aiutato l'Occidente a trionfare nella guerra fredda, ma che in Russia era visto invece come un benemerito idiota da molti, poiché aveva portato con riforme mal strutturate alla caduta del grande impero che era l'Unione Sovietica. Queste scomparse, le grandi scomparse di personaggi politici che hanno segnato il Novecento e che hanno dato una continuità, soprattutto tra la fine del Novecento e i primi anni del 2000, il primo ventennio del XXI secolo. Abbiamo visto quindi il tramonto di questi personaggi, la comparsa forse di alcuni nuovi e adesso il ritorno di scenari che credevamo essere del tutto anacronistici e ormai fuori dal tempo. Questo è stato il 2022 e il 2023 come si prospetta? È ancora tutto da scrivere o da leggere a seconda di chi uno decide di essere nella storia, poiché infatti la si può vivere da scrittori e protagonisti talvolta, oppure da semplici lettori. E purtroppo questo paese ormai da troppo tempo sta vivendo la storia da lettore, sta assistendo ai grandi fatti da spettatore, con questa sua decisione di ritirarsi dalla storia, di ritirarsi sempre di più dal mondo e di consegnarsi ormai totalmente a un'epoca fuori dallo spazio e dal tempo, nella quale crede di poter restare e soprattutto di essere al sicuro. Ma a quanto pare invece quando le grandi ore della storia suonano, la loro forza, la loro irruenza, il loro impeto è oggetto di scombussolamento per chi vede la storia come semplice spettatore, mentre chi invece sceglie di partecipare alla storia del mondo come scrittore e protagonista è quello che alla fine resta nei libri, è quello che detta la legge, è quello che influisce su tutti gli altri, volenti o non. Quindi il mio augurio per il 2023, per tutto questo nostro paese, per tutta l'Italia, è quello di poter avere finalmente un'Italia consapevole di se stessa, in cui ci sia un'autocoscienza di questo paese e soprattutto del fatto che questo paese non è né fuori dalla storia né fuori dal mondo, ma all'interno di esso, e quindi deve stare all'interno di questa grande storia che tutti noi viviamo. Auguro a tutti un buon 2023, che possa essere un anno quindi felice, prospero e pieno di novità per voi e ovviamente per tutto questo paese chiamato Italia. Buon 2023 a tutti e grazie per aver guardato il videomessaggio.